Giro di vite sulle uscite e gli accessi dalle strutture di accoglienza dei profughi. A disporre la nuova misura di controllo è stato il prefetto di Treviso Laura Lega, che oggi ha dato istruzioni precise alle forze dell'ordine sulle verifiche da fare nel caso in cui qualche profugo non rientri entro le 20 come previsto dalle convenzioni. Chi non dovesse presentarsi entro tale orario rischia infatti di perdere il diritto all'accoglienza o addirittura i requisiti per la domanda di asilo politico. L'intensificazione nasce perché desidero che ovviamente il controllo sia fatto in maniera capillare. Quando dico capillare vuol dire veramente su ogni angolo. Pertanto, salvo che non abbiano avuto autorizzazione, verrà verificata l'eventuale loro presenza fuori dall'orario che è previsto. Nel frattempo si fa strada l'ipotesi di aprire un bando per i profughi che vogliono lavorare gratuitamente, lavori utili alla collettività che, secondo quanto si è appreso, non saranno retribuiti. E il sindaco Manildo anticipa che oltre alla manutenzione di Villa Margherita valuterà l'impiego dei profughi con Contarina. Del resto trovare soluzioni che non siano semplici tamponi a questo punto diventa indispensabile. Al numero di migranti che tra l'altro è crescente rispetto ai numeri che conoscevamo in precedenza, quindi è un problema che non possiamo chiamare emergenza perché ormai ha i connotati dell'ordinarietà. Nel frattempo si susseguono gli incontri con le istituzioni e con i sindaci, ai quali il prefetto ha assicurato di fare il possibile per valutare soluzioni condivise, ma il prefetto ha anche incontrato il vescovo di Treviso e quello di Vittorio Veneto, che in queste ore hanno invitato tutti i parroci che hanno locali a disposizione a fare la propria parte e forse per la prima volta in questi mesi qualcosa si sta muovendo. C'è stata questa ottima iniziativa, no, di sensibilizzare direttamente tutte le parrocchie in modo tale che questo lavoro capillare possa garantire in tutto il territorio una diffusione veramente dell'accoglienza.